Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! Ci risiamo il 24 settembre. Sono tornato, in realtà non sono mai andato via. Il tempo nel frattempo è trascorso, sono successe molte cose. La lavagna è di nuovo tornata a essere allestita con alcune notizie. Il tempo invecchia come i vapori che hanno un po' reso in carta pecorito il simbolo di Domenica che barba, e quindi abbiamo rimesso la maglia, dobbiamo continuare, the show must go on, e allora andiamo a preparare con il solito Down of Glory, non per essere ripetitivo, ma sapete che io quello che ho in casa lo adopero, andiamo a bagnare il viso, intanto una buona domenica autunnale luminosa, a luce naturale. Dopo una bagnatura che naturalmente serve a stendere il molto fluido, quindi attenzione non vi colli addosso, Down of Glory by Goodfellas Friend, gli amici Donghi di Bergamo, quelli che fanno le grigliate per presentare i rasoi, dove stimolano viaggi da tutta Italia per andare a mangiare le costine. Speriamo che prepari questa rasatura fatta con i soliti rasoiacci le ultime volte al nord, nella, diciamo, casa di Torino, insomma. Mercoledì, giovedì e venerdì, insomma 3 rasature, anzi giovedì e venerdì, andiamo a cercare di capire come rimettere in sesto la rasatura. Nel frattempo la cronaca è andata avanti, perché partiamo dal basso, da un ricordo della piccola Laura, la bimba uccisa dalla sventurata caduta del jet delle frecce tricolori all'aeroporto di Caselle ormai 2 domeniche fa. Insomma, ieri il padre intervistato pietosamente con altre parole, il nuovo format sulla 7 di Massimo Gramellini, insomma il lacrimoso conduttore che con il segaligno Roberto Vecchioni cercano di alzare il livello dello scontro che la destra sta portando, un po', diciamo, confezionato da uscite poco corrette, quindi cercano con la lingua di correggere il tiro e lo strapotere di questa destra che continua a governare e continua anche a fare delle uscite non sempre felici. Quindi partiamo da lì, perché la schiuma che utilizzeremo, anzi la crema che monteremo, riporta, come più volte ricordato, questi qui che sono i tricolori che sembrano proprio gli scarichi dei jet della pattuglia acrobatica che qualcuno adesso vuole smantellare con molte polemiche. Hanno fatto addirittura un sondaggio, i giornali non hanno più niente da dire, un sondaggio: vorreste o no chiudere l'attività delle frecce tricolori? Il 65% ha detto sì, il 35% no, quindi c'è ancora qualcuno che giustamente ritiene che non si debba cancellare una tradizione. Poi va anche ricordato che il pilota, oggi naturalmente indagato anche a sua tutela, è stato chiaramente messo sotto indagine, insomma, quindi va detto che lui ha cercato di evitare che il jet si schiantasse sul centro abitato di San Francesco al Campo, che è il comune attivo dell'aeroporto di Torino. Non ce l'ha fatta, lui è riuscito a salvarsi con una manovra incredibile, questo non si può negare, però purtroppo un pezzo del motore ha impattato contro la macchina della famigliona che tornava da un torneo di calcio, insomma storia di ordinaria miseria. Però andiamo avanti, perché sono quasi, mettiamo a piangere già adesso, diventa dura, già la vita è complicata. Allora in Fabergé abbiamo in bagno di ammollo il Semogue 820 pennello portoghese, Portogallo, terra di grandi speranze per i pensionati poveri italiani che vanno a vivere lì per farsi tassare meno la pensione. Quindi pensateci, troverete grandi pennelli, anche grandi piatti di paella, troverete anche probabilmente Fabrizio del Noce, ex direttore del TG2, che con 200.000 euro di pensione fa cocktail in una piazza di Lisbona, magari vi invita anche a salire un attimo, potreste essere fortunati. Chiaramente il mainstream non sarà quello, ma la morte del presidente emerito Giorgio Napolitano, morto a 98 anni l'altro ieri. Camera ardente da oggi presso il Senato, funerali martedì in forma laica, lutto nazionale, il Parlamento non farà niente per una settimana. Si scandalizzarono che fu richiesto per Silvio Berlusconi, che in fondo aveva ricoperto il carico di Presidente del Consiglio per molti anni, 5-6 anni, adesso non ricordo esattamente. Nel caso nessuno si scandalizza che Napolitano ha considerato, questo è Damerino, potete andare a leggere, io in alcuni punti ho ripreso la casa di Diamonte di Dio al 49, dove è cresciuto il presidente a Napoli, che già sapevano che sarebbe diventato un comunista anomalo, insomma, perché era figlio chiaramente di una famiglia medio borghese che andava a Capri in vacanza, che già questo per i modelli della sinistra era qualcosa di abbastanza imbarazzante.
abbiamo in mezzo in blu nel chi se ne frega, in realtà non c'è chi se ne frega, ma il colore blu riporta gli 80 anni di Claudio Martelli, vice segretario del Partito Socialista negli anni, fino agli anni 89, fino al 90, fino a che non è scomparso il partito. Qua allora vediamo la nostra Proraso con vitamina E e aloe, con gli scarichi, ovviamente in onore di quello che è accaduto, quindi un po' gli auguri alle Frecce Tricolor di rimanere, un po' gli auguri della famiglia di riprendersi. Andiamo avanti, andiamo a montare, il viso non è molto bagnato, ma il Down of Glory secondo me ha già fatto il suo lavoro, quindi possiamo bagnando. Voi cosa fate quando fate la cagatiella così nel ciuffo? La stendete o la lasciate così? Io a volte per pigrizia di non doverla mescolare vado direttamente a provare usando il mento e la parte bassa, che è poi la più dura da radere, perché il pelo è più duro, la uso come stenditoio, e poi con i movimenti circolari e il montaggio pompeiano, come ama dire il nostro amico Carlo Peluso da Napoli, che magari ci saprà raccontare qualche aneddoto del napolitano di Napoli, di come è stata la sua prima esistenza, non perché sia coevo, perché è nato nel 25 Giorgio Napolitano, credo che Carlo Peluso sia nato forse 40 anni dopo come minimo, almeno. E saluto con affetto tutti gli amici, saluto Alessio, che ha notato nel mio video del martedì pomeriggio un po' di ironia, ha capito benissimo a cui mi riferivo, niente chiaramente così di offensivo, ma mi fanno sorridere a volte certi contenuti inesistenti, certo vacuo, certo vuoto, no? Dove in certi video non solo di rasatura, insomma, si gira intorno ad argomenti inesistenti, mentre nella battaglia alla mercificazione della rasatura io continuo a usare i miei vecchi strumenti, che sono quelli che il buon Marco Traverso, che ha ripreso ormai da 2 settimane la sua attività, parlando del T-Ultra Benz di Donato Ciniello, che saluto e che ho visto all'opera riempire gli ultimi flaconi del Pirata in confezione con pompetta da barbiere, quindi è già un buon motivo per avere in casa dei prodotti che sanno di professionale, insomma. Quindi oggi Proraso, Fiorentina, una crema italica, una crema sovranista, si può dire. Nessuno ancora che degli sbarbati di Fratelli d'Italia ha pensato bene di candidarsi a sponsorizzare autenticamente un prodotto italiano. Guardate, cioè questo è un po' finito, insomma, deformato dalle ultime schiacciate per avere l'ultimo fiotto di crema e procedere a un'ottima rasatura, niente da dire. Questi prodotti sono testati da decenni, insomma da secoli forse, quindi insomma non si può dire che ci sia dell'improvvisazione dietro queste produzioni. Se qualcuno poi si domandasse con cosa mi voglio radere, io posso già anticiparvelo, ve lo presento. Sarà il solito agnostico, io lo chiamo l'agnostico, lo tengo mentre mi monto la crema, e il Iconic Stress Land Bar con le 2 aperture, ve lo faccio vedere in pulito mentre non smetto per ottimizzare i tempi. Eccolo qua. Io non so mai quale apertura usare e francamente lo userò con delle lame che l'amico Alessio, saluto Alex Nursi, chiaramente Matteo Preda, saluto Diego Simonetta, saluto Simone Roscini che ha fatto vedere le piantine del suo terrazzo con del rosmarino e chiedeva indicazioni su come usarlo, qualcuno gli ha suggerito un cocktail. Quindi saluto Fulvio, saluto Fabrizio, saluto Luca che si è appena iscritto al mio canale e quindi sono contento, saluto Fabio che spelluzzica nei miei video e promuove questa mia produzione coraggiosa che stimola un limitato numero, a dire la verità, di follower, ma quelli che contano, no? Quelli che servono così a tenere il salotto vivo, perché se noi apriamo il salottino della domenica e sulle poltroncine immaginarie dentro il bagno di casa mia non si trova nessuno, è una sconfitta, è anche una cosa abbastanza deprimente. In ogni caso, bene che siamo quasi al termine del montaggio, non è un montaggio a panna, è un montaggio quasi, non dico a velo di sposa, ma ama dire Alessio, dalle isole Eolie. Comunque è abbondantemente stato utilizzato un tempo di, vedo 9 minuti, cioè io ho atteso 9 minuti prima di cominciare a radermi. Questo per chi è per una rasatura wet shaving rapida, è chiaramente un'autentica follia, nonostante tutto, ma ci tiene compagnia Funky Corner Radio, dalla radio in streaming, sullo scaffalino, radio torinese, non sapevo. E passando a Torino saluto Stefano di Unimog Italy,
mi ha fatto pervenire un libro interessantissimo sulla strage di Fiumicino, dove morirono 34 persone nel 1973, se non ricordo male. Sì, perché Moro era ancora vivo, si parlava di Lodo Moro, insomma, un jet dalla Panam a Fiumicino, non vi racconto, lo sparatore ero io, questo è il libro dell'autore che ha scritto di quell'evento, ve lo consiglio vivamente, non ho ancora cominciato a leggerlo, ve lo racconterò, ma ho gradito molto il regalo. Le Euromax sono le lame che dalle Ollie hanno raggiunto la mia casa ormai oltre un mese e mezzo, forse 2 mesi fa, e le proveremo in seconda battuta in una bustina nera che andiamo a provare con la cola. Allora andiamo ad abbassare, ecco, questa è la prima delle 2 bustine, eccole qua, ve le faccio vedere sperando che il fuoco non tradisca, mentre una specie di disco inferno, non so, io cerco di capire chi sta suonando, ma qua siamo le atmosfere, sono, eccola qua, doppia, andiamo ad abbassare, prova della cola, avviciniamo al microfono, collocato, eccolo qua, una leggerissima ma quasi impercettibile presenza su queste lame platinum coated, quindi sono lame prestigiose, l'avevo già adoperate, ecco, cerco di metterle in controluce, se no non si legge niente, perché purtroppo le riprese, per buona che sia la macchina che sta effettuando, non riescono a essere soddisfacenti se si ha una luce, che in questo momento è naturale, perché ho deciso di non utilizzare più lampade stravaganti che rovinano le riprese, fanno di me un aspetto aranciato, che mi fa sembrare Noriega, il dittatore del Nicaragua, quello con la faccia d'ananas. Quindi andiamo a chiudere, queste sono le 2 aperture, che in dettaglio potete visualizzare, e andando a riaccendere, a ridare a Funky Radio il gusto dell'essere e dell'esprimersi, andiamo a fare il primo passaggio. Abbastanza ingenuo, forse ho usato il lato sbagliato, provo a girarlo, questo più ingenuo di prima, o sono ingenue le lame, o sono ingenuo io, oppure una barba diventata intagliabile. Lame che ricorda essere gentili, poi naturalmente va per abitudine, un po' come quando si cominciano a bere magari dei vini con più gradi, poi non si riescono più a bere quelli che hanno 12 gradi e mezzo, sono ritenuti dei vinelli. In realtà il lato giusto fa comportare bene questa Euromax, lame panatlantiche, forse draghiane come Giorgia Meloni. Oggi non ho il foglio con me perché ieri è esaurito, ieri so che il foglio era avvolto da un paginone dove naturalmente penso che ci fosse una enorme foto di Re Giorgio Napolitano, ma insomma oggi ancora in edicola perché è domenica. Non è escluso che alla stazione dei treni sia ancora disponibile una copia consegnata ieri, mentre saltellando il primo passaggio trascorre in tranquillità. Bene, andiamo a fare il secondo passaggio. Mentre andando avanti nei highlights, al di là degli 80 anni di Martelli, che chi non lo sapeva, l'anno scorso si è sposato con Lia Quartapelle, nata nell'82, quindi con 40 anni di meno, nonostante lui viva col 57% in meno di pensione grazie al 5 Stelle, acchiappa 2.500 euro di vitalizio. Queste sono le cose che non si sanno. Se andate a leggere la vita di Claudio Martelli, sintetizzata molto bene da Anteprima News, da Giorgio Dell'Arti, nel numero di ieri, ecco, insomma, sorprendente intelligenza. La capacità politica, fu braccio destro di Craxi, che non so se poco, non era facile sedere a fianco di un uomo come il grande statista, come viene unanimemente riconosciuto. Quindi insomma, oggi compleanno interessante, sarebbe bello sapere nella sua villa sull'Appia Antica, come ha detto Filippo Facci, sarebbe un caso veramente giudiziario scoprire dov'è questa casa, come faccia Martelli a vivere in quell'estremo lusso, perché pare che purtroppo dei soldi transitati nel PSI gran parte furono dirottati su di lui, che faceva una vita sfacciatamente fuori dalle regole, aveva un sacco di soldi, durati poi quello che durano i soldi normalmente un po', devo dire, rubacchiati, questo termine all'italiana che addolcisce un po' il reato penale del furto, della sottrazione indebita,
mentre gli altri highlights riguardano Gian Teresio Vattimo, morto anche lui nel letto con Simone Caminada, il suo compagno, accusato e condannato, come abbiamo detto nella scorsa puntata, ma abbiamo già parlato, per circonvenzione di incapace, 87 anni, conti 98 in napolitano, mentre correndo fra i moribondi abbiamo MMD, Matteo Messina Denaro rifiuta le cure nel carcere dell'Aquila e in fin di vita, tumore al colon incurabile, e ha chiesto alla figlia appena riconosciuta, l'avvocato Buta d'Auro, nipote che lo difende, di non farsi più vedere perché non vuole farsi vedere in quelle condizioni, quindi a breve avremo altre nuove prime pagine un po' meno dolorose, di morti un po' meno canagliesche, e quindi abbiamo Cristian Greco, il museo egizio, del titolo Attacco del capogruppo della Lega di Torino, già un po' preparato da Maurizio Marrone, consigliere regionale, ex compagno di Augusta Montaruli, vice ministro dell'università, condannata per peculato per le mutande verdi di Cota e per i soldi rubacchiati nei rimborsi spese della regione Piemonte. Questo è il quadro. Ha salito perché tempo fa, oltre 5 anni fa, aveva dato la possibilità agli arabofoni, no, di pagare meno il biglietto perché si sentiva un po' in dovere, visto che erano tutte le mummie esposte al Museo Egizio di Torino, erano state prese in prestito dal Cairo, insomma la cultura asiatica insomma doveva essere un po' riconosciuta con un biglietto agevolato. Questi non hanno capito niente, hanno preso per arabofono come uno che faceva gli sconti agli immigrati extracomunitari e quant'altro, hanno attaccato. Ricordate la scena fuori dal museo della Meloni scatenata quando ancora non era Meloni di governo, era solo Meloni di lotta, e quindi difeso anche da Giordano Bruno Guerri, direttore del Vittoriale degli Italiani, la villa di D'Annunzio a Gardone Beltronti, grandissimo storico, da Vittorio Sgarbi, grandissimo critico d'arte. Ieri schierati il sindaco di Torino inesistente, Stefano Lo Russo, e Cirio, quello che coltiva le nocciole, fa anche a tempo perso il governatore del Piemonte, sono schierati a protezione del giovane egittologo, che pare che macini numeri interessanti e faccia guadagnare molto bene l'istituzione che presiede, quindi per il momento starà lì. Poi invece interessanti 2 milioni che mancano a Forza Italia, che sono dei cattivi pagatori, ma non cattivi pagatori di quelli a cui vengono imprestati i soldi per comprarsi la macchina o il frigorifero e non li restituiscono. I cattivi pagatori sono gli stessi deputati che quando vengono candidati nei collegi uninominali sicuri devono versare 30.000 euro subito d'amblea al partito per averli messi in quel collegio, ancora prima di votare, e 10.000 euro per il plurinominale, e molti di questi oltretutto mensilmente non versano la quota che sostiene il partito. Si vede che Marina e Berlusconi li sono girati un po' i chitarrini, Tajani fa sempre finta di niente perché deve fare il ministro degli affari esteri. In ogni caso questi parlamentari non pagano, le casse del partito piangono, sono sepolti, sono 100 milioni di debiti già un mese fa conclamati, quindi cacciate i soldi. La cosa più incredibile che è stata tirata fuori in maniera maldestra, anche se poi pare che alla fine sia previsto anche dall'Unione Europea, è questa taglia, questo fideiussione di 4.938 euro, quindi sotto il tetto del contante di 5.000, come ha ironizzato Macox, la propaganda live di un paio di giorni fa, tornata sulla 7 con un reportage dall'isola di Lampedusa. Quindi se voi arrivate, avete la possibilità, non facendolo fare da qualcuno da là, ma facendolo voi direttamente quando sbarcate entro poco tempo, di produrre una fideiussione, non venite messi dentro i CPR, che sono i centri di raccolta prima dell'espulsione, o perlomeno centri di permanenza, che sono peggio delle galere, a quanto dicono i giornali. Quindi ci sono immigrati di lusso che devono arrivare con una fideiussione di 5.000 euro. Da un bell'articolo scritto da Luca Ricolfi, sociologo, giornalista della Stampa di Torino, 5.000 euro per una di queste persone che arrivano dalle guerre, questi migranti climatici, poi parliamone, e questo è il vero problema, non fuggono solo da guerre, sono come 50.000 euro per un italiano, come se non potesse arrivare qui ad esibire così una fideiussione di 50.000 euro come se niente fosse. In pratica lo spiegherà bene dopo, ma non vi voglio spoilerare qualche paginetta di Repubblica che giace sulla lavastoviglie, anzi sulla lavapanni, la lavastoviglie sta in cucina, noi ci radiamo nel bagno, quindi non cominciamo a fare confusioni. Mentre il secondo passaggio, voi lo vedete poco, perché io parlo, mentre si scatena in un ballo radiofonico, Frankenstein, Smoke Signals, segnale di fumo. Scommetto che non conoscevate questa stazione radio, quindi tanto ringraziamo lei per allietarci in questa domenica
sul fare del pranzo, nei contropeli continua a sentire pelo, sentite? Riprendiamo, ho come la sensazione di registrare a una strana risoluzione, perché dopo un certo numero di minuti mi si interrompe la registrazione, quindi potrebbe essere in altissima definizione, a un numero di giga incredibile, quindi ci metteremo 3 anni a uploadarlo su YouTube, abbiate pazienza. Andando avanti, l'assassino della Carol Maltesi, quella che aveva fatto a pezzi e messo in un sacco la fidanzata, sta percorrendo un percorso di recupero, questo molto bene perché se lo merita, sicuramente è una persona molto per bene. Mentre Fico Italy World ha dato il giro, il grande centro studiato da Oscar Farinetti, a cui Bologna Comune ha regalato gratis, dato in affitto gratis, un'area industriale enorme in affitto, per appendere degli enormi prosciutti al soffitto, enormi forme di parmigiano per incolonnare la domenica alle famigliole a vedere come si fanno i sughi e mangiare balle di tagliatelle. Non ha concluso niente, hanno imposto un biglietto per entrare a degustare, cioè 10 euro per andare a vedere la cattedrale di come si fanno i cibi. Farinetti continua a ridere, Farinetti è figlio del renzismo quando diventò capo del governo, Matteo Renzi chiaramente, quindi cercò di legarsi, di saldarsi, i suoi affari non vanno bene, ha ceduto le quote ai figli. Comunque Oscar adesso esce proprio dalla scena perché hai fatto una figurata, 50 milioni buttati nel cesso per una faccina come la tua, quindi abbi un po' di buon senso, almeno smetti di andare in televisione e vergognati anche un po'. Beppe Grillo parla in cinese con l'intelligenza artificiale, c'è un video su incredibile dove lui parla con le manine e si esprime come un mandarino, poi in realtà sono giapponesi, mandarino, ma in ogni caso l'intelligenza artificiale ha fatto anche parlare Salvini a Pontida in francese quando ha ospitato domenica Marine Le Pen come contraltare all'invito di Giorgia Meloni, del Presidente della Commissione con la lacca Ursula von der Leyen, scusate, mentre tornando alle figure di Giorgio Napolitano, Presidente emerito, la dicitura il migliorista fu di Pietro Ingrao, ma poi si suggellata dal filosofo Salvatore Veca, che in pratica spiegava che anziché creare cose nuove, meglio migliorare le cose esistenti. Napolitano era il rappresentante della destra, il riformista, il migliorista, malvisto, e non divenne mai segretario per questo, fu contro Berlinguer, Occhetto glielo addebitò, e quindi lo tennero sempre da parte. Lui fece sempre una vita da gran signore, da uomo inglese, molto amato all'estero, molto amico di Obama, insomma qualcuno ha detto anche la spia della CIA in seno al PCI. Queste sono le cattiverie che sono venute fuori, ma i coccodrilli scriveteveli come volete. Andiamo a fare il terzo passaggio. Che è questo qua. Se sarà in alta risoluzione sarà in altissima risoluzione. Bene. E quindi sarà un video particolarmente interessante da un punto di vista non dei contenuti che sono sempre delle pure follie, ma questo lo sapete. E mentre ci accingiamo un po' di estero, un aereo Su-24 di Kiev ha sparato sul comando della flotta russa sul Mar Nero, pochi danni, un morto, però insomma una cosa politicamente abbastanza grave, e 127 milioni dell'Unione Europea sono andati alla Tunisia sul gelo di un accordo per far capire che l'accordo c'è davvero, quindi cominciamo a dare un po' di soldi anche alla Tunisia, ma tanto è solamente governata da un dittatore che non rispetta i diritti civili, quindi è giusto che 127 milioni siano qualcosina come minimo, no? Piccola somma per suggellare questi accordi che Giorgia Meloni va in giro per il mondo a siglare. Non ultimo l'intervento, che pare sia stato bello, di 10 minuti all'ONU, il Palazzo di Vetro, in italiano però, dove ha posto all'ordine del giorno la vicenda migranti, che preoccupa molto il suo governo, e non solo lui, ma preoccupa soprattutto i lampedusani veramente incazzati per i centri di raccolta e le tendopoli e per la loro posizione davanti all'Africa. Questo è il vero problema. Sferlazza il questore che si è presentato a Lampedusa chiudendo il suo intervento dicendo più pelo per tutti, è stato veramente il quadro della follia italiana, no? Ecco, poi si parla di sessismo, infatti la Schianchi, Francesca, giornalista a propaganda, non ha esitato, commentando il reportage di Diego Bianchi, di prendere quell'immagine come la peggiore che avrebbe potuto dare un questore, uomo delle istituzioni, diciamo così. Bene, qua abbiamo quasi esaurito, un pezzettino lo leggeremo dopo su una bella intervista di Claudio Sabelli Fioretti e Gianni Battimo nel 2007, quindi ormai tanti anni fa, 15 anni, boh, quanti sono, fate voi i conti, forse anche 16. E quindi il terzo passaggio io lo considero a questo punto concluso. Bene,
buona la protezione del proraso blu, aloe, vitamina E, poche presenze in queste parti che spesso trascuro, ogni tanto giro il rasoio per usare entrambi i lati, così per non dire di non averne usato uno, quindi vado a sciacquare con acqua fredda, è già un po' più fredda di prima, sì. L'estate sta finendo e Johnson Riviera ci accompagna su note nostalgiche di quel 1980, forse anche 82, forse anche 86, e qui se lo ricorda. Bene, l'asciugamano è sempre lui, l'asciugamano color tortora che ci accompagna nei tamponamenti. Guardate i fiori, che eleganza, questi sono il pregio dell'industria tessile italiana, credo, penso, spero, fate tamponare. Bene, quindi avevo promesso poco, ma qualcosa ho, quindi mentre lasciamo che asciughi brevemente il viso per prepararci poi a un aftershave, che non vi ho detto nel fuori onda, l'almanacco dei giorni prima, è stato il barocco, forse l'ho scritto ma non ve l'ho fatto vedere, di Donato Ciniello, regalatomi da Alessio. Questa è l'unità, non l'ho mai comprata, per la prima volta Piero Sansonetti, vedete che privilegia piuttosto che, vabbè, l'ultimo colosso del PCI sembra quasi nella prima pagina, in realtà l'attacco diretto e trasversale è contro proprio questa scelta di 5.000 euro, ma in realtà sono 4.938, e l'articolo provocatoriamente: trovati i trafficanti, chiedono 5.000 euro di pizzo ai profughi, si chiamano Piantedosi, Nordio e Giorgetti, rispettivamente ministro dell'interno, della giustizia e dell'economia, che sono i sodali della Meloni che hanno inventato questa norma. Io vi risparmio l'articolo ma ve lo lascio immaginare. Nell'interno, qua si parla, qua ve lo faccio vedere, la libertà è roba da ricchi, eccolo qua, se volete comprarla, qua sintetizza nelle righe che ho evidenziato in poche parole, perché non avesse seguito il dispositivo tecnico di questo pizzo di Stato, come è stato definito, anche un pochino da Francesco Boccia, il marito della anchor woman di gran successo che conduce non ricordo quale programma, ma mi verrà in mente. Il decreto dei ministri Piantedosi, Nordio e Giorgetti, attuativo del DDL Cutro, prevede che per evitare il trattenimento in un hotspot o in un CPR il richiedente asilo debba versare una cauzione di 5.000 euro. Sapete chi aveva avuto un'idea simile? L'Ungheria di Orbán, faro del governo Meloni, e la Corte di Giustizia europea l'ha bloccato. In realtà si difendono per dire che non è vero, hanno detto che l'Unione Europea prevedeva questo dispositivo in effetti un pochino stravagante, richieste disperati come quelli. Un applauso a Matteo Garrone per Io Capitano, candidato alle nomination agli Oscar come film italiano, sull'arrivo dei migranti dal Sahel attraverso il deserto verso l'Italia, la telecamera per la prima volta di là anziché vista che dall'Occidente, vista da Mamadou, attore diventato famosissimo. Comunque andiamo avanti, e qua se no ci perdiamo con mille argomenti. Giorgio Napolitano, eccolo qua di profilo con la sua aspetto in tutta la sua età, insomma, e anche diciamo un prestigio politico, ecco, non è effettivamente. Addio al presidente che amava l'Europa. E allora perché dobbiamo andare subito a vedere cosa c'è qua dentro? Perché abbiamo promesso di fare una breve lettura. Qua è Cocchetto, divisi su Berlinguer, eccolo qua, ma compagni leali, Monti sul suo errore, ricorderete il 2011, l'Italia in crisi, l'istituzione a gambe all'aria, fu votato il governo tecnico di Mario Monti che salvò anche Elsa Fornero, che poi l'ha anche ammesso di essere stata salvata proprio da quel decreto, ma qua quest'articolo dice: sulla svolta della Bolognina, dove cambiò il Partito Democratico, diventarono di destra, democratici di sinistra, fu all'inizio molto freddo il presidente, qua è Occhetto che parla, e per un periodo pensò che la politica di Craxi fosse più moderna, quindi era un riformista vero, ecco, nel PC le cose dovevano rimanere così per ragioni abbastanza immaginabili, mentre all'interno il pezzo di cui volevo farvi vedere, ma che è un riassunto di quello che già vi ho detto, Alessandra Ziniti, 5.000 euro, la polemica è una tangente di Stato. Ora io non voglio leggere perché, come dice giustamente Fabio, io devo dare l'articolo e poi andare avanti, perché se mi mette a leggere non finisco più, però sintetizzo, spiegando bene, come dice la Ziniti su Repubblica, che i 4.938 euro, chissà poi come è stata quantificato, questa cifra, è la cifra che in teoria dovrebbe servire a garantire al migrante un alloggio adeguato, i mezzi di sussistenza minimi necessari e la somma occorrente all'eventuale rimpatrio.
perché l'idea del governo è questa: chi arriva da paesi che l'Italia considera insicuri, come Tunisia, Costa d'Avorio, Nigeria, Senegal e Gambia, e dunque con poche chance di ottenere la protezione internazionale, dovrebbe essere trattenuto allo sbarco in appositi CPR nei luoghi di frontiera per 4 settimane, lì attendere l'esito della propria richiesta d'asilo ed essere direttamente rimpatriato in caso di diniego, sempre che esista un accordo con il paese d'origine, naturalmente. Pagando 5.000 euro invece si potrà attendere la risposta in libertà. È del tutto evidente dunque, e qua c'è il gioco, che chi rischia di essere rimandato indietro approfitterà di queste 4 settimane per allontanarsi, e in tal caso la cosiddetta garanzia finanziaria verrà incassata dal prefetto del luogo in cui è stata versata e finirà nelle casse dello Stato. Bellissimo, come le multe, le casse degli autovelox, uguali, no? Facciamo cassa sugli automobilisti, cassa sui migranti, il governo non sa più dove mettere le mani. Allora forse ci viene un po' da ridere se andiamo avanti, ma a me da ridere, devo dire la verità, non scappa granché. E abbiamo nella cronaca di Firenze l'impettito Nardella, ma non è il motivo, sapete che c'è la querela che Schmidt, il presidente degli Uffizi, hanno detto che si vuole candidare sindaco, ma chi lo conosce ha detto non me lo vedo proprio a fare il sindaco, perché è una persona troppo intelligente per fare il sindaco. Questo chiaramente sbeffeggia le istituzioni locali, i suoi primi esponenti, che sono appunto coloro che siedono sulle prime poltrone dei consigli comunali. Comunque agli Uffizi, ex dei NAR in cattedra, poi il museo lo sospende. Allora qua c'è un ex dei nuclei armati rivoluzionari di destra che si chiama Egidio Giuliani, condannato per omicidio, che doveva tenere una lezione su Caravaggio. Questo è l'umorismo che salta fuori dalla stampa, non è stampa locale, questa è la redazione di Firenze, di Repubblica. Quindi andiamo avanti, e tra le tante cose che possono far sorridere, in realtà non fanno ridere nemmeno tanto, abbiamo questa pagina che però è importante perché si tira fuori nuovamente, qua Diego Angeli, Provare per credere. Ricordate un bellissimo pezzo, un reportage da Biella, se non ricordo male, dell'eterno e grandissimo Michele Masneri. Oggi si ripropone sul Foglio, ma qua è Repubblica, non c'entra nulla. In ogni caso, pare ci fosse un tesoretto a Panama. Il socio della figlia di Iazzone, morto come sapete schiantato su un Piper, aveva da parte, grazie al vendita di un immobile a Monte Carlo, 500 milioni, che adesso il suo socio in affare chiede in risarcimento per aver fatto fallire alcune operazioni commerciali. Quindi pare ci fosse un tesoretto qua. Non si può andare avanti. 30 miliardi era stato il giro di affari che aveva raggiunto Iazzone, un mobilificio che ha anticipato Ikea, che ha anticipato Amazon, che è arrivata solo nel 2011, aveva fatto delle cose incredibili, solo con lo schianto lo fermò, e quindi fu un nuovo modo di immaginare il commercio anche nel campo dell'arredamento. Ma la pagina a fianco è stato chiamato anno nero. Ieri correvano i 365 giorni del varo del governo di destra, quindi il gruppo Gedi, in mano agli Elkann, in mano a FCA, in mano all'ex Fiat, attacca lateralmente il governo con delle firme prestigiose. Questo non è un giornale a Scatasuna, un centro sociale o un giornale scritto clandestino, è la Repubblica, per il secondo giornale italiano per tiratura. Gli articoli sono firmati da Ezio Mauro, Corrado Augias, Natalia Aspesi, Michele Serra e molte altre firme. È l'inserto di 8 pagine in edicola domani, cioè oggi, perché questo è di ieri su Repubblica. Se volete leggere dell'anno nero, dopo il cigno nero dell'economia ci sarà l'anno nero del governo Meloni, ma la cosa più esilarante prima dell'after e prima di salutarci è questa: in mezzo alla pagina da Iazzone, a pagina 27 della Repubblica di ieri, io ve lo metto in dettaglio, campeggia il necrologio per Giorgio Napolitano, ordinato a pagamento da qualcuno alla redazione di Roma e pubblicato sull'edizione nazionale. Quindi Napolitano finisce, perché i necrologi costano, non li fa più nessuno, adesso si fanno mandando dei WhatsApp, no? Ti sono vicino ma risparmio 200 euro, perché una roba così su Repubblica chi l'ha fatto? E se non avete potuto leggere, perché ci vedete poco bene, io magari ve l'ho tenuto poco in esposizione, è Maurizio Molinari, era il direttore della Repubblica, l'ha pagato lui, anzi non l'ha pagato, perché è Molinari che ha fatto questa roba qui. Con la direzione, tutta la redazione di Repubblica, scusate, si unisce, con tutta la direzione e la redazione, scusate, pensavo fosse un refuso, di Repubblica si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Giorgio Napolitano, protagonista del nostro tempo e testimone autorevole della Costituzione del nostro paese. Quindi viene salvato. Vi rubo ancora un secondo, perché se voleste mai vi interessasse un bel pezzo di Stefano Folli, l'ha definito un liberale tra le file del PC, colto e convinto europeista. Imperdibile invece il racconto
di Ceccarelli, che ne ha fatto una sintesi immediata, un'ora dalla morte, a Propaganda Live al Tassero alle 21:30, lui era morto alle 8:15, quindi molto bene. Dice soltanto, perché prende una riga, divenne punto di riferimento più ideale che organizzativo della corrente detta dei miglioristi. Quando arrivò al Quirinale sembrava che non avesse fatto altro nella vita e sembrava fatto per quello. Molto bene, io vado avanti con un piccolo punto, anzi prima mi do l'aftershave. E che cos'è l'aftershave? È Gold Gentle Gin, nella scatoletta ricevuta da Vincenzo Pitrelli da Rotondella, che saluto ormai molti mesi fa. Questo colorito azzurrino, sempre colore del mare e del cielo, è un gran prodotto. Io sono un fan assoluto di Pinot Clubman, conosco il classico, non conosco il vaniglia, ma adesso ho conosciuto questo Gentleman Gin e devo dirti che per prendere a schiaffi il mio viso la mattina, prima di accingermi a fare altro, devo dire che rappresenta una eccellente soluzione. Il whisky maschio con il fischio, ve lo ricordate? Il whisky maschio senza il raschio, questo era il compianto in Febbre da cavallo, avete capito di chi parlo, quando faceva pubblicità per guadagnarsi da vivere, insomma. Benissimo, io nel frattempo volevo significarvi un po' il mio sdegno, perché alla faccia del risparmio, alla faccia del riciclo, della natura, del rispetto dell'ambiente, Repubblica ieri per 2,50 €, mi pare costasse questo, dava in omaggio 2 riviste. Poi sono 2 kg di carta, uno per lei e una per lui. Ho visto lei che bacia lui, si può fare così, ho visto lei che bacia lui, e sono 2 riviste, io non le ho lette perché non c'è niente da leggere, sono riviste piene di pubblicità per lui e per lei, quindi sono tutto quello che non trovate più in Panorama, perché le inserzioni pubblicitarie nessuno le fa più su Panorama, ma magari su Repubblica ancora qualcuno le fa. Sono foto di modelle, di vestiti, di eleganza, nessun articolo, pochissimi contenuti, tutte pubblicità di case di moda, certamente foto molto belle, niente da dire. Alla fine nell'inserto donna io non ho capito, qua c'è un essere che sembra un po' androgeno, voi mi dovete dire, questo è il quiz, se questo era da mettere nell'inserto D, che è questo, oppure nell'inserto lui, che è questo, dove William Dafoe, certamente senza ombra di dubbio un attore importante, molto conosciuto, quindi non si capisce bene, chiaramente non si può addurre nessun tipo di considerazione, neanche di provare a stabilire, perché è anche inutile farlo, perché va bene tutto in questo mondo. Quindi, a dispetto del generale Vannacci e del suo mondo al contrario, ecco che si legge così o così, non me lo ricordo, io vi auguro una buona giornata, vi saluto e vi ringrazio, e a voi tutti alla prossima puntata da Andrea e da Domenica. Che barba, ciao!